Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. Grazie Castellana Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 961 di oggi, giovedì 20 di marzo del 2025. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un giornale online nel quale ci sono gli auto da fè di Giulio Cainarca, il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, ancora la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molta altra roba interessante ancora. Orbene, le nostre solite coordinate 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir voglia, sì, oppure 029294 7222 se volete intervenire attraverso il telefono. Stasera
È una puntata, diciamo così, credo abbastanza pregna, in particolare di appuntamenti, di temi. Stasera parliamo di eutanasia, parliamo di cultura con un bel libro appena arrivato in libreria, parliamo anche della giornata contro la mafia domani, perché c'è un evento molto particolare che vi presenteremo nella terza parte della nostra trasmissione. Detto ciò, che dire di più? Noi siamo pronti e vorrei farvi vedere una locandina che adesso Sveva proietterà sullo schermo. Allora, eccoci qua, i nostri amici di Sereni e Sempre Uniti, noi per loro la memoria e la speranza, giornata nazionale in memoria delle vittime Covid-19, sabato 22 marzo, ore 17:30, dove nella sala polivalente Vincenzo Signori a Pedrengo, in provincia di Bergamo. Chi parteciperà? Luca Cavadini, giornalista di Sela TV, Giulio Valesini, giornalista di Report, tavola rotonda con Silvio Garattini, Stefano Argenton e Maria Rita Gismondo. Ci sarà anche un'esposizione fotografica che si chiama Epicentro di Maurizio Milesi. Quindi mi raccomando, the place to be è Pedrengo, sala polivalente Vincenzo Signori, sabato 22 di marzo dalle 17:30 in poi per i nostri amici di Sereni e Sempre Uniti a ricordo delle vittime del Covid in questo nostro, ahimè, flagellato paese nell'anno 2020. Va bene, adesso siamo pronti per far entrare in scena lui, l'implacabile, e Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio. Sveva, vai pure quando vuoi. Un altro caso di violenza in un pronto soccorso. Un sessantenne era arrivato poco dopo la mezzanotte con un'ambulanza all'ospedale Circolo di Varese. I sanitari l'avevano subito preso in carico e il paziente lamentava malesseri vari e risultava anche affetto da patologie invalidanti. Dopo la visita ne avevano proposto il ricovero, il paziente però, lungi dal ringraziare chi lo stava curando, ha preso l'ora di inveire con il personale medico e già che c'era ha anche sferrato 2 pugni in faccia a un infermiere. L'uomo, subito fermato dalla polizia, è stato allora portato in questura e poi è stato accompagnato a casa dove ha dormito la notte. Il giorno dopo è stato condotto in tribunale e processato per direttissima. Il giudice, applicando del resto la legge, ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'uomo. Insomma, come al solito, tutto a posto, niente in ordine. Com'è che si dice su Facebook? Non vedo errori. Ecco, io non vedo errori nel ragionamento di Pierluigi Magnaschi che ci racconta questa vicenda davvero particolare, mettiamola così, definiamola così. Va bene, sono le 18:22, noi tra poco avremo qui Parlamento con l'onorevole Alberto Gusmeroli, perché sapete che ieri c'è stata l'audizione di John Elkann in Parlamento, il presidente di Stellantis. Io vi ho letto anche un pezzettino del take dell'ANSA con le sue dichiarazioni, ha detto che il gruppo Stellantis ha versato fior di tasse a questo paese, che ultimamente i finanziamenti statali erano stati solo 1 miliardo di euro contro i 50 miliardi investiti in Italia dal gruppo Stellantis, per cui c'è un rapporto di 50-1, insomma, ha detto tutta una serie di cose molto belle, però ora vediamo che cosa ne pensa l'onorevole Gusmeroli. A proposito di ora vediamo, l'ANSA batte adesso un flash a proposito di Totti. Totti, io in Russia, ora vediamo. Quindi tra un po' sapremo se Erpupone andrà oppure no in Russia. Tra l'altro, a questo punto, sigla di Qui Parlamento. Qui Parlamento.
Buonasera all'onorevole Alberto Gusmeroli, ben trovato. Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e grazie per l'invito. Grazie a lei del suo tempo come sempre, onorevole. Senta, ieri allora c'è stata questa audizione di John Elkann. A leggere le sue dichiarazioni, insomma, sembra che sia tutto a posto, vada tutto bene. Stellantis investe, i finanziamenti dallo Stato si sono ridotti a 1 miliardo soltanto. Stellantis, grazie a Stellantis, l'automobile è ancora presente in Italia. Ecco, lei che ne pensa, mi scusi? Ma allora, diciamo che rispetto alla disastrosa audizione di Tavares, dove sostanzialmente è venuto a chiedere soldi, l'audizione di ieri è andata diversamente. Ecco, ovviamente bisogna che gli intendimenti siglati il 17 dicembre al Mimit, quindi 2 miliardi di investimenti e 5 miliardi di acquisti della componentistica, si traducano in fatti concreti, perché spesso in anni passati alle parole non sono assolutamente seguiti i fatti, quindi su questo tema bisogna essere assolutamente attenti, vigilare, perché qui parliamo di un'industria che ha fatto la storia dell'Italia, quindi un'industria che ha fatto il boom economico, un'industria che ha fatto la crescita economica del nostro paese, e dietro Stellantis c'è il mondo della componentistica, quindi l'automotive è un'eccellenza del Made in Italy proprio nella componentistica, ma anche per ciò che riguarda le concessionarie che abbiamo, quindi tutta la rete vendita. Io ieri nella mia introduzione ho evidenziato soprattutto le criticità delle decisioni europee, cioè decisioni che hanno sostanzialmente, con la scelta del sole elettrico, hanno messo in ginocchio un settore che appunto ha fatto la storia dell'Italia ma anche dell'Europa. Stiamo parlando di un settore che l'Europa ha trattato nel modo peggiore e ha fatto tutto il contrario di tutto per distruggerlo. Quindi adesso bisogna lavorare molto sul cambiamento delle decisioni europee, quindi prevedere non solo l'elettrico, quindi la neutralità tecnologica, l'idrogeno, gli e-fuel, il bifuel e tutto ciò che serve per far sì che questo settore si rivitalizzi e aiutare tutto il mondo delle piccole e medie imprese della componentistica. Certamente, anche perché, diciamocelo pure, non si può imporre dall'alto la scelta dell'elettrico, elettrico Bravissimo. che non ha comunque quella maturità che ci raccontano per poter essere una valida alternativa. Cioè, alla fine si comprano delle automobili che sono più pesanti di quelle a benzina, che hanno queste batterie che comunque vanno riciclate e per essere prodotte richiedono naturalmente una grossa quantità diciamo così, di ingredienti, tra cui anche le terre rare, con altri problemi etici, tra l'altro, ad esse collegati. Sì, infatti. E poi ancora arriviamo al punto che viene imposta dall'alto, quando invece, come giustamente ha detto Trump, ognuno deve essere libero di comprarsi l'automobile che vuole. Ma non Sì, possiamo riuscire assolutamente. a bloccare questa tendenza suicida? Allora, la scelta del sole elettrico è stata fatta, e qui è incredibile per certi aspetti, senza nessuna valutazione del rapporto costi-benefici, senza nessuna valutazione delle conseguenze. E quindi che cosa è successo? Io lo dico abbastanza spesso perché è un esempio che dà l'idea. Se tu
regali o acquisti una camicia e quella camicia è troppo stretta, alla fine per quanto la tiri non riesci a indossarla. E qui è un po' la stessa cosa, cioè l'Europa ha deciso sulla testa dei cittadini che da qui al 2035 bisogna passare solo all'elettrico. E il cittadino a un certo punto fa questi ragionamenti, comincia a dire, allora, ricarica non le trovo, sono già angosciato dalle ricariche del telefono, devo essere angosciato dalla ricarica dell'auto, le batterie durano poco, l'auto elettrica costa tanto, costa di più dell'auto endotermica. E allora sapete cosa faccio? Mi compro solo il 4% di auto elettriche in Italia e non compro a quel punto nemmeno le auto endotermiche e mi tengo le auto vecchie, e così il parco auto italiano ma anche europeo invecchia. Quindi quando tu imponi una scelta dall'alto senza che questa scelta sia condivisa dalla gente e dal popolo, il popolo a un certo punto si ribella. E allora ecco perché deve essere assolutamente rivista questa decisione del sole elettrico. Perché? Perché se non rivedi la decisione del sole elettrico, il popolo si ribella e l'unico modo che ha per ribellarsi è non comprarla. E quindi se non la compra, a quel punto che cosa succede? Succede che le aziende vanno in crisi. Per evitare le multe derivanti da una bassa vendita di auto elettriche riducono la produzione di endotermico, riducendo la produzione di endotermico chiudono gli stabilimenti dove non c'è la cassa integrazione, oppure dove c'è la cassa integrazione mettono in cassa integrazione. Cioè è tutta una situazione diciamo che si addita su se stessa. Ecco perché queste decisioni vanno assolutamente riviste. Esattamente. Senta, per concludere, riusciremo a salvare l'occupazione in Italia nel settore automotive? Ma dobbiamo assolutamente, perché parliamo di migliaia e migliaia di posti di lavoro, parliamo di eccellenze, come dicevo, del Made in Italy, le aziende della componentistica, di eccellenze anche nella rete vendite, le concessionarie, parliamo di tanti territori che colpiscono tantissime regioni italiane, quindi non solo il tradizionale Piemonte dove è nata la Fiat. È chiaro che dobbiamo metterci d'impegno tutti, Stellantis per prima, le istituzioni locali, nazionali, le aziende, tutti dobbiamo lavorare, ma soprattutto il vero cambiamento deve avvenire a Bruxelles. Se non avviene lì, è chiaro che abbiamo con le nostre decisioni, con le decisioni europee, fatto molto male a un settore, c'è il rischio di ucciderlo. Molto bene, grazie onorevole. Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà e grazie per l'invito. Grazie a lei. Allora adesso sigla e poi Epos con Gabriella Ronza, merito e successo. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Sveva. E allora adesso noi parliamo di eutanasia. Il 26 di marzo, presso la Corte Costituzionale, ci sarà una udienza nel corso della quale 4 malati terminali rappresentati da 2 professori universitari e avvocati ovviamente difenderanno la loro posizione. Che cosa chiedono? Non di allargare le maglie per poter morire, ma anzi di continuare a rispettare il loro diritto e la loro voglia di vivere. E allora io ne ho parlato con il professor Carmelo Leotta, che è anche avvocato, professore di diritto penale associato di diritto penale presso l'Università Europea di Roma, e sentite un po' che cosa mi ha detto di questa particolare udienza di giorno 26. Commentatela al 340 670 9659. Sveva, quando vuoi. Ricevere un nuovo ospite, gradito ospite in questa trasmissione, è l'avvocato e professore associato di diritto penale all'Università degli Studi Europea di Roma, professor Carmelo Leotta. Il professor Leotta, che peraltro ha un curriculum molto interessante, pensate che ha anche studiato presso la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, esercita dal 2008 e anche un accorto, diciamo così, ricercatore per quanto riguarda diritto penale internazionale, genocidio, terrorismo, misure di prevenzione e così via, perché sono le aree in cui, diciamo così, esercita i suoi interessi di ricerca. Pensate che ha scritto per esempio un volume sui profili penali del negazionismo, ma anche sul genocidio nel diritto penale internazionale, quindi avremo modo di sentirlo anche su altri temi, non solo su questi. Insomma, il professor Leotta il 26 di marzo sarà davanti alla Corte Costituzionale, sarà in udienza alla Corte Costituzionale insieme con il professor Mario Esposito, anche egli avvocato, e insieme loro si presenteranno con 4 cittadini italiani che vogliono discutere di suicidio assistito, cioè l'eutanasia nel nostro paese. A questo punto molti di voi potrebbero dire e vabbè, quindi saranno 4 persone che si trovano in condizioni di salute così gravi e chiedono alla Corte Costituzionale di poter morire attraverso l'eutanasia. E invece no. Questi 4 cittadini italiani vogliono chiedere alla Corte Costituzionale di, diciamo così, non tanto tornare sui suoi passi, ma di esaminare con più attenzione le idee stesse che la Corte Costituzionale ha espresso sul punto in alcune recenti sentenze a proposito della possibilità di morire appunto col suicidio assistito. Ho più o meno riassunto bene, professore? Intanto buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie della presentazione, saluto anche le persone che ci ascoltano. Sì, lei ha riassunto molto bene. Praticamente in questo processo è un processo di costituzionalità, cioè un processo in cui la Corte Costituzionale deve dire se una certa norma, che è l'articolo 580 del Codice Penale, rispetta la Costituzione, alcuni articoli della Costituzione, poi magari se vogliamo possiamo entrare più nel dettaglio, ma alcuni articoli fondamentali della nostra Costituzione, in particolare il principio di dignità personale, di autodeterminazione della persona, nella parte in cui questa norma punisce l'aiuto al suicidio della persona che, oltre a essere affetta da una patologia irreversibile, che si trova a dover affrontare delle sofferenze intollerabili, che è capace di prendere decisioni libere e consapevoli, è sottoposta al trattamento di sostegno vitale. Ora, quando ci sono tutte queste 4 condizioni, già oggi la condotta di aiuto al suicidio non è punibile. Ora, la richiesta che viene fatta dal Tribunale di Milano, che ha sollevato questa questione di costituzionalità, è sostanzialmente di valutare se
rispetti la Costituzione anche la previsione del quarto requisito, cioè della necessità del trattamento di sostegno vitale. Questo perché si riterrebbe, insomma, da parte di chi ha sollevato la questione, che non rispetti la Costituzione pretendere anche la presenza di questo quarto requisito, cioè sostanzialmente sarebbe troppo restrittivo e quindi incostituzionale l'attuale disciplina di accesso al suicidio assistito, disciplina che non è regolata da una legge in Italia, ma che è stata introdotta è stata consentita, diciamo, nel 2019 con la sentenza 242 da parte della stessa Corte Costituzionale. Quindi questo è, diciamo, l'oggetto di questo processo, e in questo processo chiedono di intervenire 4 malati che io e il collega avvocato Esposito rappresentiamo, i quali però, diversamente da quello che è successo lo scorso anno nel processo che si è concluso nell'estate scorsa, sono contrari al suicidio assistito, cioè non vogliono che venga eliminato questo requisito, perché se venisse eliminato questo requisito loro sarebbero nelle condizioni di poter chiedere il suicidio assistito, e la loro diciamo prospettiva è quella di non voler essere posti in queste condizioni. Ecco, allora a questo punto uno potrebbe dire: scusate, la Corte Costituzionale è stata interpellata più e più volte da malati terminali fin dai tempi del caso Welby. Potremmo citare quello più famoso che ha lasciato un'impronta molto importante nel nostro paese e che ha scatenato poi il dibattito fino ad arrivare alla sentenza della Corte Costituzionale con appunto i requisiti richiesti dalla Corte per poter accedere al suicidio assistito. Ecco, uno potrebbe dire: ma scusate, c'è tanta gente che soffre, che ha chiesto e ha ottenuto dalla consulta la possibilità di accesso al suicidio assistito con questi criteri delineati nelle sentenze, e allora questi che cosa vogliono? Cioè, vogliono togliere questa possibilità agli altri? Allora, questa domanda è la domanda centrale fondamentalmente, perché sostanzialmente il problema è proprio questo in un certo senso, cioè a queste persone che noi rappresentiamo potrebbe essere obiettato: ma se tanto tu non lo vuoi il suicidio assistito, cosa ti importa se vengono allargate le maglie e se quelli che si trovano nelle tue condizioni lo possono fare? Tanto comunque tu non lo vuoi fare, quindi a te dove verresti coinvolto? Ecco, questa obiezione è un'obiezione, diciamo, legittima, ma è facilmente superabile in realtà, perché è superabile proprio se si leggono le sentenze della Corte Costituzionale su questo tema. Queste sentenze, la prima per la verità è un'ordinanza, quella la 207 del 2018, poi ha fatto seguito la 242 del 2019, che sono le sentenze sul primo caso Cappato, poi c'è la sentenza 50 del 22, che è quella che ha dichiarato la inammissibilità del referendum sull'omicidio del consenziente, e poi la sentenza 135 del 2024, che è il caso Cappato bis. Ora, in queste decisioni la Corte Costituzionale ha spiegato che la incriminazione dell'aiuto al suicidio, cioè della condotta del terzo che aiuta una persona a suicidarsi, deve essere mantenuta, cioè è una incriminazione, è una norma penale che ci deve essere, perché è posta a tutela della vita, che è il bene più importante, che è il super valore costituzionale per ciascun uomo e per ciascuna donna. E quindi questa norma non è una norma obsoleta o una norma, diciamo, un vecchio arnese del codice penale del 1930, ma è una norma che è profondamente ispirata a un principio di personalità, di centralità della persona. La sentenza 242 poi ha ritagliato un piccolo spazio di non punibilità che ha mutuato sostanzialmente dalla legge sul consenso informato del 2017, ma
queste decisioni, cioè la giurisprudenza della Corte Costituzionale, non ha riconosciuto semplicemente uno spazio di libertà, ma ha innanzitutto riconfermato con grandissima fermezza e con grandissima, diciamo, anche solidità la necessità della tutela penale della vita delle persone vulnerabili, cioè delle persone che hanno perso la volontà di vivere sostanzialmente, cioè il soggetto che chiede di essere ucciso nell'ipotesi dell'omicidio del consenziente o che chiede di essere aiutato ad uccidersi. Ora, queste persone devono essere tutelate in che cosa? Nel loro diritto alla vita. Questo lo ha affermato la Corte Costituzionale 4 volte praticamente, in quelle decisioni dal 2018 al 2024. Ora, quindi questi malati di che cosa si sono accorti? Con grande lucidità, bisogna dire, con grande lucidità che supera radicalmente questa obiezione, che loro sono soggetti vulnerabili perché hanno già dovuto affrontare nella loro vita dei momenti in cui la vita si è presentata come intollerabile e quindi gravi sofferenze, sono tutti malati che hanno una ridottissima mobilità, sono pienamente capaci di intendere e di volere, questo che talvolta acuisce la loro sofferenza. E quindi che cosa stanno dicendo alla Corte? Se tu, Corte, togli come requisito quello del trattamento di sostegno vitale, vuol dire una porta più grande per il suicidio assistito e soprattutto vuol dire affidare soltanto più alla nostra resistenza di fronte al dolore, cioè alla nostra conservazione della volontà di vivere, la tutela della nostra vita, cioè fai ricadere tutta su di noi la responsabilità di difenderci, di difendere la nostra vita da che cosa? Dall'atto del terzo che eventualmente acconsentisse e desse, diciamo, risposta a una nostra richiesta di disperazione di essere aiutati a morire. Ora, la Corte Costituzionale ha detto che fissando quei 4 requisiti, che sono i 4 requisiti che consentono la non punibilità, ha proprio ritenuto centrale quello del trattamento di sostegno vitale, perché il trattamento di sostegno vitale consente di rendere obiettivo un criterio di gravità, cioè di prossimità alla morte. E quindi lo spazio di libertà per il suicidio assistito è stato circoscritto in maniera molto chiara alle ipotesi di prossimità alla morte, cioè alle ipotesi in cui interrompere il trattamento significherebbe già a breve tempo morire. Allora, se noi togliamo questo requisito, queste persone partono, diciamo, da questo presupposto, che non è un presupposto teorico, ma è un presupposto che trova fondamento in quelle decisioni. Loro dicono: se ci togliete questo requisito, la nostra vita, è vero che nessuno ce la toglie, nel senso che nessuno ci obbliga a fare il suicidio assistito, questo ce l'hanno chiarissimo, non cadono in questo, come dire, in questo errore, ma la nostra vita, la tutela della nostra vita come soggetti vulnerabili, come soggetti che devono ogni giorno lottare contro la sofferenza, è tutta affidata a noi stessi, cioè è tutta affidata alla persistenza della nostra volontà di vivere, e quel requisito oggettivo di gravità e di prossimità alla morte ci verrebbe tolto. Ora, quindi, questo è la prospettiva che in qualche modo rende meritevole di attenzione un loro interesse, che è l'interesse a vedersi garantita una conservazione, perché non è che chiedono di diminuire le possibilità di accesso, ma che non siano allargate. Questa è la loro richiesta, cioè che sia conservato il requisito del trattamento di sostegno vitale tra le condizioni di non punibilità. Ecco, proviamo a fare un esempio storico che credo lei probabilmente si ricorda. Nel 2013, nell'aprile del 2013, ci fu un magistrato che era allora in servizio a Catanzaro, Pietro D'Amico, il quale era andato a farsi praticare a 62 anni l'eutanasia in Svizzera. Lui aveva dichiarato di avere un tumore, un male incurabile. In realtà poi si scoprì che era semplicemente depresso, perché l'autopsia ha accertato che le sue condizioni di salute erano perfette.
Allora io mi domando, nel momento in cui si prescinde dal requisito di trattamento di sostegno vitale, cioè può anche succedere che uno un domani è depresso e dice fatemi l'eutanasia. Potrebbe esserci un altro caso d'amico, secondo lei? O più casi Allora, d'amico? diciamo che tra i requisiti ci deve comunque essere una patologia irreversibile, che finora, diciamo, ha sempre riguardato delle ipotesi di patologia non di tipo psichiatrica, sempre di tipo fisico. Certamente il requisito della intollerabilità della sofferenza è un requisito anche di carattere psicologico, quindi infatti la stessa, questo già nell'attuale dizione utilizzata dalla sentenza 242 del 2019, che dice sofferenze intollerabili anche come sulla base della percezione individuale, no? E quindi certamente una ritorsione in senso di percezione soggettiva, psicologica, è assolutamente plausibile, e quindi proprio per questo che il trattamento di sostegno vitale funge da requisito oggettivo che va molto a limitare le possibilità di accesso a questa pratica. Professore, morire in Svizzera costa più o meno sui 10.000 euro in un'apposita clinica. Cioè, chi ha fatto questo ricorso, ecco, questi 4 portatori di interesse, diciamo così, che si presenteranno con voi, con lei e con l'avvocato Esposito, il professore Esposito, alla Corte Costituzionale il 26 di marzo. Sono persone di che tipo? Si potrebbero permettere questi 10.000 euro? Cioè c'è anche un risvolto sociale? Forse Lo potrebbe passare il Servizio Sanitario Nazionale, intendo dire? Il Servizio Sanitario sicuramente no. Adesso queste persone sono 4 persone, diciamo, di estrazione esistenziale diversa, nel senso che sono 3 persone un po' più grandi che hanno circa tra i 60 e i 65 anni e di cui 2 sono coniugate e sono persone che hanno provenienza geografica diversa, perché sono 2 di Torino, un giovane della provincia di Milano, che appunto è il quarto che è un giovane di circa 30 anni, e una quarta persona di Palermo. Fanno lavori diversi, uno ha fondato una comunità, uno di Torino ha fondato una comunità, una casa famiglie che accoglie altri 10 malati, è una persona che è laureata in filosofia con una specializzazione in bioetica, un'altra persona è un ex avvocato che ora è dirigente, ha un ruolo di dirigenza nella pubblica amministrazione, un terzo è un pensionato ed era un commerciante, e poi appunto questo giovane laureato in lingue che insegna online lingue straniere. Quindi hanno diciamo, caratteristiche esistenziali diverse tra di loro anche per i lavori che fanno o che hanno fatto. Ecco, non so dirle se loro possono permettersi o meno economicamente di andare in Svizzera. Certamente non lo vogliono fare e loro hanno anche negli atti che noi abbiamo prodotto hanno anche fatto delle dichiarazioni personali e quindi hanno raccontato qualcosa della loro vita e se mi consente leggo come termina uno di questi la sua memoria, insomma, e dice: chiedo a questa Corte di non lasciare solo me e tutte le persone che vogliono vivere oggi e che vogliono vivere anche domani, promuovendo gli aiuti per superare i momenti più difficili. Aiutateci a vivere superando il dolore, non a darci la morte quando non ce la facciamo più. Ecco, questo è il loro messaggio fondamentalmente, che viene ben riassunto dalle parole di questa persona che è appunto tra l'altro il fondatore di questo
di questa casa famiglie che interpreta anche a nome degli altri, diciamo, la loro prospettiva, quella di dire noi vogliamo più libertà, sì, ma più libertà dal dolore, non più libertà di toglierci la vita. Vogliamo quindi più vita, ecco, questa è la loro, o meglio, più tutela della vita, però non in una prospettiva, diciamo, di superare quella contrapposizione tra vita e libertà, come se per essere liberi si potesse anche sacrificare la vita. Invece loro sì, hanno anche loro un'idea di libertà, ma di libertà dalla sofferenza. Aiutateci a superare i nostri momenti di dolore, ma non togliendoci la vita, ma togliendoci per quanto è possibile la sofferenza. Ecco, questo è il loro messaggio, e quindi è un messaggio che noi speriamo abbia anche una concretizzazione processuale, però comunque già oggi ha una portata simbolica, a mio avviso, fortissima, lancia un messaggio culturale fortissimo, che è quello di dire alla Corte Costituzionale, al giudice supremo, al giudice dei valori più alti della nostra tradizione giuridica, della nostra civiltà giuridica, ci si rivolge non soltanto per avere più libertà di morire, ma anche per conservare la tutela della vita e per avere più libertà dal dolore. Questo è il loro messaggio. Questo è il loro messaggio. Però, sì, dica. No, che secondo me è, diciamo, anche ciò che rende interessante, ecco, la vicenda di queste 4 persone. Professore, senta, mentre ci avviamo alla conclusione di questa nostra conversazione, io la ringrazio per il suo tempo. Mi permetta di fare l'avvocato del diavolo. È chiaro che qui ci si muove in un campo estremamente minato, perché qualcuno potrebbe tranquillamente obiettare: benissimo, voi volete essere liberati dal dolore, il che vuol dire più cure palliative, ma le cure palliative ci sono già. Quindi torniamo a bomba. Quindi perché vi presentate davanti alla Corte Costituzionale? Si presentano davanti alla Corte Costituzionale perché non vogliono essere lasciati liberi di scegliere, senza, diciamo, togliendo quel requisito di carattere oggettivo che è il trattamento di sostegno vitale, che è vero che funge da limite al loro potere di scelta, ma funge anche da strumento di tutela della loro vita. Certo. Questo è il motivo, sostanzialmente. Quindi loro riconoscono con grande realismo di essere persone vulnerabili e scrivono nelle loro memorie: abbiamo già dovuto superare dei momenti in cui la vita si è presentata come intollerabile. Non addossate soltanto sulla nostra capacità di resistenza il dramma di questa scelta, ma teniamolo ancorato ad un criterio di carattere oggettivo, che è l'esistenza o la necessità del trattamento di sostegno vitale, che consente di arginare, diciamo, il suicidio assistito e di garantire una maggior tutela nel bilanciamento tra vita e autodeterminazione al bene della vita. Questo è quello che loro dicono sostanzialmente. Professore, senta, naturalmente io non le chiedo che cosa potrà rispondere la Corte Costituzionale in merito, perché lei fa il professore universitario. Non glielo saprei dire. Appunto, se no le chiederei pure i numeri del lotto, ci mancherebbe, ma non è questo il caso. Invece le chiedo un'altra cosa. Secondo lei in Italia, vistesi anche le pronunce della Consulta, non sarebbe ora che il legislatore mettesse mano a una legge sull'eutanasia? Cioè, ci arriveremo per gradi, come è stato per esempio con l'aborto negli anni 70? Allora, la mia posizione su questo, diciamo, è una posizione personale, quindi che in estrema sintesi è la seguente. La sentenza 242 è una sentenza che non vincola il legislatore ad introdurre il suicidio assistito né tantomeno l'eutanasia, perché innanzitutto dal punto di vista del rapporto tra i poteri dello Stato, la Corte Costituzionale
non può vincolare il legislatore a fare la legge in un certo modo, perché come si legge nei manuali di diritto costituzionale, di giustizia costituzionale, il potere della Corte Costituzionale è un potere di controllo ex post, cioè vuol dire dopo che hai fatto la legge, e può dire che è incostituzionale, ma prima non ti può dire come farla. Può dare dei moniti, delle indicazioni, però i moniti, com'è che si valuta il peso di questi moniti? Si valuta sulla base della, della fermezza, della robustezza delle argomentazioni di una sentenza. Ora, la sentenza 242 dice delle cose molto belle sul diritto alla vita, così come anche l'ordinanza 207 del 2018, ma laddove poi apre al suicidio assistito, in realtà diciamo che cade in un errore, che pensi che era stato addirittura denunciato dal Comitato Nazionale per la Bioetica nel luglio del 2019, quindi pochi mesi prima di quella sentenza. Il Comitato Nazionale per la Bioetica era intervenuto dicendo: non equipariamo la richiesta di interruzione della cura che porta alla morte alla richiesta di aiuto al suicidio, perché sono due cose completamente diverse, si dice in quel parere del luglio del 2019, sia da un punto di vista etico sia da un punto di vista giuridico. Invece la Corte Costituzionale purtroppo nella sentenza 242 che cosa ha fatto? Ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 580 con riferimento alla condotta di aiuto al suicidio, proprio equiparando, facendo un'analogia tra queste due situazioni. Ha detto: siccome già il malato può rifiutare la cura salvavita sulla base della legge 219 del 2017, allora dobbiamo potergli concedere anche di chiedere il suicidio assistito quando ci sono le stesse condizioni. Quindi, allora, questo tipo di... e da lì ha aperto una porta. Ora, questa porta però su che cosa si regge? Si regge su dei cardini che in realtà sono molto traballanti. Quindi, certo, questo ha creato un precedente, ha creato una sorta di peso sul Parlamento che si trova costretto apparentemente a dover per forza fare una legge sul suicidio assistito. Ecco, però purtroppo la nostra politica, diciamo, pare che non abbia la forza morale al momento per superare questa prospettiva. Però dal punto di questo certamente è un problema politico, cioè bisogna vedere se i nostri politici credono nella indisponibilità della vita oppure se sono diventati semplicemente i ratificatori delle decisioni della Corte Costituzionale. Questo è un problema molto grande che si pone, sì. Ma lei pensi, soltanto per capire quanto è stata invadente la decisione del 2019, che alcuni costituzionalisti l'hanno definita un atto di suprematismo giudiziario. Quindi bisognerebbe che il nostro Parlamento facesse una scelta coraggiosa, a mio avviso, di riaffermazione della indisponibilità della vita e che facesse anche un po' in fretta a farlo, perché qui più tempo passa, più il diritto vivente, che è un diritto che purtroppo già ammette, seppur in casi estremi, il suicidio assistito, si diffonde sempre di più. Quindi se lei mi domanda una legge va fatta, sì, una legge va fatta, una legge a mio avviso però che abbia il coraggio di riaffermare il principio di indisponibilità della vita, che è stato introdotto sulla base di un atto, di un ragionamento, di un'analogia tra rifiuto della cura e richiesta della morte, che lo stesso Comitato Nazionale per la Bioetica aveva detto è sbagliato, non si può fare, sono due cose diverse. Insomma, è tempo di chiarirci un po' tutte le idee, a cominciare dalla politica, direi. Sicuramente sì. Molto bene. Professore, intanto grazie e insomma teniamoci in contatto perché dopo il 26 torneremo su questo tema. La ringrazio molto del suo tempo. Grazie a lei e a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
linea, Antonino. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, le 19, 12 minuti e 25 secondi, non so perché io non mi veda più, non ho assolutamente idea, comunque siete non riesco a vedermi più io su Skype, non ho capito perché. Antonino, scusami, mettiamo dimmi. un jingle perché ti ricollego, non ti riesci più a Benissimo, vedere. perfetto. Va bene? Grazie. Allora, tra poco si parla di libri con un gradito ritorno. Maddalena Baldini, vai. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Di nuovo a te la linea. E rieccoci alle 19, 14 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, bella gente, noi adesso vi mostriamo questa copertina, eccola qua, di questo bellissimo libro che si intitola L'estate della pioggia. Tra poco apparirà anche sul vostro schermo. Vediamo un attimo, ecco qua. Ora sul lato destro dello schermo la vedrete. L'estate della pioggia è un romanzo scritto da Maddalena Baldini, che voi conoscete tutti perché è stata nella prima stagione la co-conduttrice di questo spazio che si chiamava Mangiamondo, questa bellissima rubrica dedicata a bei posti e buon cibo nella nostra trasmissione al venerdì, quindi quando vuoi torna pure che sei quanto mai ospite gradita. E questo romanzo è da poco arrivato in libreria per Armando Editore. Eccolo qua, lo potete vedere sullo schermo con la sua copertina. Tra l'altro una copertina molto bella. Ora ci facciamo spiegare anche di chi è il quadro, perché questo quadro mi è costato una sorta di irruzione mentre ero in treno. C'era questa curatrice di una galleria culturale che è rimasta attratta dal quadro, mi ha chiesto informazioni, insomma poi è entrata in contatto con la nostra Maddalena. Intanto buonasera e bentornata. Ciao Antonino, buonasera a tutti, bentrovati, grazie per l'invito, grazie mille. Grazie a te. Il romanzo si intitola L'estate della pioggia. Possiamo, ovviamente non vi spoilerò il finale, però è una storia molto delicata, una storia molto intima che tocca l'animo, ambientata nella bassa degli anni 50, insomma, mi pare di capire, di dopo la guerra. Siamo in un'estate caldissima nella quale non c'è acqua, non c'è pioggia, e in quest'estate succede qualcosa alla protagonista che si chiama Ancilla. In realtà è un lungo flashback, perché questa donna, arrivata insomma a tarda età, viene perseguitata da questo cattivo odore, questo odore di acqua marcia, questo odore, diciamolo pure, anche di morte, se vogliamo, diciamo di distruzione. E una notte racconta a questa sua nipote quello che l'ha portata ad avvertire continuamente questo odore che la perseguita da quando aveva poco più di 17 anni. Nella narrazione dei fatti noi torniamo in un'Italia di provincia che non esiste più, Italia di provincia dove c'è questo forte legame di amicizia. Questo è un bellissimo romanzo
sul senso dell'amicizia e sul senso dell'amore, se mi posso permettere, perché lei ha questa amica d'infanzia, Edda, che poi vivrà una serie di drammatiche vicende che la porteranno anche alla morte, e Ancilla da questa vicenda e dalla sua storia d'amore trarrà una serie di sconfitte, diciamolo pure, ma anche credo di ammaestramenti. Maddalena, ma da cosa nasce sto romanzo? Allora, il romanzo nasce, come spesso capita, da un pensiero che avevo in testa da parecchio tempo, legato proprio alla protagonista, Ancilla per l'appunto. Ci tengo a sottolineare che è una donna realmente esistita, perché era una prozia di famiglia, quindi io la ricordo già anziana, nei suoi capelli grigi tenuti da queste lunghe trecce. Io ero una bambina di 5-6 anni, però questa immagine molto molto chiara, e oltre ad avere il ricordo, diciamo, del suo aspetto, ho sempre sentito narrare la vicenda amorosa che ha segnato la vita di questa donna. Una vicenda particolare che sicuramente è successa un po' di anni fa, insomma, ma che sostanzialmente può essere quanto mai attuale, ovviamente con situazioni diverse, con contesti sociali differenti, ma che in un qualche modo si ritrova anche oggi. Attorno al personaggio di Ancilla poi ho costruito un'altra serie di vicende collegate tutte dalla mano femminile. Insomma, le protagoniste del romanzo sono principalmente donne, ma sono vicende sostanzialmente semplici, che a un certo punto però in un qualche modo esplodono, arriva il fattore scatenante e da lì appunto si capisce quanto la semplicità di tutti i giorni improvvisamente possa cambiare, possa essere completamente, letteralmente stravolta, non solo per un periodo limitato, ma per tutta la vita, come è successo appunto ad Ancilla. E tra l'altro ci sono dei temi che in fondo riecheggiano anche la semplicità, se vogliamo anche l'ingenuità e per certi versi la spigolosità di quell'Italia che era comunque un'Italia più semplice, un'Italia ancora contadina. C'è questa figura femminile che appare e scompare nel corso di questo romanzo, che peraltro ha un nome molto evocativo, questa ragazzina di nome Polonia. Ora, Polonio in Amleto è colui il quale si occupa della follia di Amleto. Lei invece è Polonia perché viene considerata, non uso l'espressione lo scemo del paese perché è un'espressione orribile, ma diciamo viene considerata una sorta di folletto all'interno di questa comunità, di questo grumo di case tutto attorno alla campagna, che poi sono poco più che la periferia di questo paesello in cui è ambientata l'azione del tuo romanzo. E lei ripete ossessivamente questa filastrocca e lei compare nei momenti più forti della vicenda, quasi a dire: guardate che il diverso, l'altro, quello che a noi pare qualcosa in fondo da sì, vabbè, da tollerare, da falsamente tollerare, aggiungerei, perché falsamente lo si tollera nella misura in cui sta lontano da noi, e però in realtà è capace di vedere e di sentire molto di più, anche se non riesce a esprimerlo a parole. Assolutamente, Antonino. Polonia è quella che si può definire oggi la persona fragile, la ragazza fragile, la ragazzina fragile, che è inserita anche lei all'interno della quotidianità semplice che scandisce queste giornate tormentate dal caldo, da una pioggia che sembra non arrivare mai. E la sua vita è stata segnata sin dalla nascita e successivamente è stata segnata da una vicenda che l'ha portata purtroppo in questa
pozza putrida che io cito e racconto. Da questa esperienza pesante nella quale lei ha rischiato di morire, ne nasce questa filastrocca, insomma, che ha un po' il fine ultimo proprio di tenere lontano Polonia da questo luogo considerato infernale, insomma, anche qua nella tranquillità di ogni giorno, nella tranquillità di un paesaggio di campagna, c'è questa pozza alla quale nessuno si deve avvicinare, tantomeno Polonia, insomma, che è proprio la parte più fragile del gruppo. Questa pozza è un po' il segnale, no? Che magari qualcosa arriva, è l'imprevisto che può capitare a tutti. E questa filastrocca che Polonia recita nel pieno del cortile, nel caldo assoluto, è sempre un po' come un'allerta, no? Come una sorta di memento mori quasi. E quando questa filastrocca arriverà a essere ripetuta in maniera insistente, quasi urlata, allora le persone capiscono che è avvenuto veramente qualche cosa di grave. Polonia è fragile, è vero, ma la protagonista, che è così avvolta dai sentimenti, dall'importanza dell'amore, dal desiderio di un cambiamento, la protagonista Ancilla si chiede se anche Polonia nella sua semplicità, nella sua fragilità possa provare amore allo stesso modo, se possa essere felice come tutti gli altri, se possa essere allegra come tutti gli altri e se anche lei possa sorridere all'amore come fanno tutte le altre persone. Questa è certamente una prospettiva molto, molto delicata. Questo romanzo si gioca molto sul rapporto d'amicizia tra Ancilla e Edda. È un'amicizia che è cominciata da ragazzine, è un'amicizia che avrà una svolta anche abbastanza dolorosa e traumatica nel corso di questa narrazione, anche perché le due amiche si separeranno, un po' perché a Edda succede qualcosa di grave, un po' perché Ancilla persa dietro questi preparativi per le nozze imminenti col maresciallo che non ha nome, no. Maresciallo dei Carabinieri di cui noi non sappiamo, non conosciamo il nome, insomma, però lei completamente perduta in questo sogno d'amore non riesce a capire il dolore della sua amica fino a quando non ci sarà questo momento drammatico, diciamo così, di scoperta della verità. Ma allora uno si chiede, ci si può perdere davvero in questo modo? Beh, penso che sia capitato appunto, che capiti e che capiterà ancora in futuro. Spesse volte ci si lascia proprio coinvolgere da questi amori completi e si finisce un po' per dare un valore eccessivo alla persona che si ha di fronte, come è successo per l'appunto per il maresciallo. Volutamente ho deciso di non mettere il nome del maresciallo proprio per far leva su questo aspetto. L'amore coinvolge, l'amore ci fa vedere tutto in maniera bella, serena, ma spesse volte si corre il rischio di perdere la realtà, di perdere la concretezza della persona che si ha di fronte. È un po' quello che è successo ad Ancilla, tanto è che almeno 3-4 volte nel romanzo si rende conto di non ricordare all'istante il nome dell'amato, di non ricordare all'istante il nome del maresciallo, ma lo identifica sempre o come fidanzato o per l'appunto come maresciallo, proprio per dare questa sensazione eccessiva di innamoramento e di coinvolgimento esagerato. Ecco, un'altra delle caratteristiche di questo romanzo che io ho notato, c'è sempre questo tema di fondo dell'acqua.
Diciamo pure che per le tue origini, insomma, l'Alta Lunigiana, che un po' mi ricorda tanto Pavana di Gucciniana memoria, quindi zona anche lì di fiumi, gore, laghi e laghetti. Ecco, c'è questo tema dell'acqua che nel romanzo in un certo senso è una sorta di leitmotiv continuo. L'acqua perché porta la morte o porta appunto i problemi di salute di Polonia, che appunto a causa di questa apnea che ha subito da bambina nell'acqua, di questa gora letale, ha avuto danni al cervello e quindi non riesce a parlare bene, conosce solo la filastrocca che ripeterà più volte e così via. Ma poi c'è questo svolgersi dell'azione sotto un caldo che non è l'estate nel senso di esagerazione, nel senso di tempo spensierato, è un'estate greve, è un'estate tra l'altro che si muove lentamente, sembra quasi stritolare tutti i protagonisti e tutti i comprimari del romanzo, fino a quando poi nel colpo di scena finale scoppia a piovere, viene giù l'acqua. Uno direbbe acqua fons vite, insomma l'acqua è la fonte della vita, l'acqua permette di vivere, l'acqua dovrebbe dare finalmente il là alla vita della campagna dove vive Ancilla, dove sua madre e suo padre sono contadini, e invece alla fine quest'acqua sembra quasi arrivare beffarda a dilavare via anche quest'amore, o no? È vero, l'acqua si aspetta in un'estate poi così calda, veramente che non dà tregua alla terra, ai campi, non dà tregua alle persone, un caldo incredibile. E quindi ancora con più ansia e con desiderio si guarda il cielo, si cerca quel poco d'ombra, il pozzo non ha quasi più acqua al suo interno. E quindi c'è questo filo conduttore di attesa. Quando il temporale esplode, quando l'acqua arriva alla fine del romanzo, però ahimè è un'acqua che non dà né sollievo né ristoro, anzi è un'acqua talmente forte e pesante che fa scaturire proprio quei ricordi così insopportabili che Ancilla mette in luce all'inizio del romanzo. Quindi l'acqua non dà sollievo, anzi l'acqua diventa portatrice di quegli odori nauseabondi che Ancilla proprio non sopporta. Appunto, tra l'altro è quell'odore di acqua marcia. Io per esempio questo odore di acqua marcia lo associo sempre all'acqua dei cimiteri, quando uno va a portare, e in effetti questa è la storia, è una storia anche di morte, e come tale molto umana, aggiungerei. Io per esempio quando vado a portare i fiori ai morti al cimitero devo cambiare l'acqua e ogni volta che devo svuotare appunto la vaschetta, il portafiori, l'odore è sempre quello. Sì. C'è sempre questo odore che io ormai associo a quella che possiamo chiamare pratica di pietà per i defunti, ma che invece per Ancilla è in fondo l'odore del suo inferno personale. Ti chiedo 10 secondi di pausa, mandiamo un jingle perché sono le 19:31 e torniamo subito. Okay. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. E rieccoci le 19:31 minuti e 46 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Maddalena Baldini, Antonino Danna al microfono con voi. Stiamo presentando il suo romanzo L'estate della pioggia per Armando Editore.
questo è un romanzo che si gioca molto sui sensi. A parte il fatto che mi è piaciuto molto la sua costruzione, tu hai una scrittura molto cinematografica. Grazie. Prego, è una banale constatazione, ma è così. E anzi, si presterebbe, secondo me, a una riduzione cinematografica. Però quello che io constato è che è anche un romanzo che si legge con tutti i sensi, perché appunto si comincia con l'odore. C'è sempre questa idea di odore, c'è sempre questa, anche quando Ancilla cucina, Ancilla prepara delle cose, eccetera, 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 c'è sempre questa componente dell'odore che è sempre presente. Ma questa è una caratteristica del personaggio o dell'autrice? Beh, sicuramente questa è una caratteristica più dell'autrice. Penso che per vivere un'esperienza completa i sensi siano fondamentali, quindi da quello che percepiamo all'olfatto, quello che tocchiamo, a quello che vediamo, insomma è importantissimo, perché solo così uno ha veramente una visione completa di una scena. Poi, come dico sempre, arrivando da un percorso di storia dell'arte, arrivando da una formazione artistica, andare a scovare i dettagli che fanno riferimento sempre ai cinque sensi fa parte un po' della mia formazione, no? Dico sempre che da un'immagine generale è importante scendere per andare a scovare tutti i particolari, perché se ci fossero solo i soggetti senza tutto ciò che ci sta attorno, l'immagine perderebbe di valore. E penso che questo sia importante anche nella scrittura di un libro, nella scrittura anche di un articolo, insomma. L'esperienza deve essere completa e Ancilla, in un qualche modo, attraverso il mio aiuto, è riuscita a trasmettere tutto ciò. Tra l'altro lei, sempre parlando di sensi, in questo caso il tatto, direi, era veramente brava a ricamare, come ho riportato nel romanzo. Aveva veramente le mani d'oro, no? Come si dice. Quindi i sensi fanno parte della nostra vita, fanno parte della descrizione e fanno parte anche della condivisione, a parer mio, di qualsiasi opera artistica o letteraria. Senti, che donne sono le donne di questo romanzo? A me sembra che molto spesso chiedano di essere ascoltate. E verrebbe anche da dire che certi libri si scrivono non tanto perché uno gli viene l'idea e lo scrive, ma perché probabilmente ci sono delle esperienze nelle nostre vite, delle persone che abbiamo appunto incontrato, come nel tuo caso, che alla fine col tempo sedimentano dentro di noi e poi chiedono di avere voce. Ecco, tu che cosa diresti ad Ancilla oggi? Ma penso che il romanzo in un qualche modo sia quello che Ancilla ha detto a me. È come se a distanza di tanti anni io sia diventata la sua portavoce, no? E sicuramente queste donne hanno voglia di essere ascoltate, hanno voglia di parlare a distanza, dopo anni e anni. Quando capita qualcosa c'è un po' il rischio, Antonino, che certe vite, passami l'espressione, diventino quasi di serie B, no? Magari scatta il silenzio, qualcuno si isola, qualcuno si perde nei pensieri, nei ricordi. Ecco, è bene che qualcuno abbia il coraggio di parlare per loro, anche a distanza di decenni. Tanto è che come dedica iniziale ho proprio scritto a chi ha il coraggio di amare, perché Ancilla a modo suo ha avuto un grande coraggio e quello è stato quello proprio di rimanere fedele a questo amore perduto per una vita intera. E questa è la cosa probabilmente più delicata e più commovente di tutta questa vicenda.
specialmente in un'epoca che consuma le persone in maniera rapida e le getta via dopo l'uso, per cui a maggior ragione credo che questo libro sia un libro che vi farà bene, ecco, mettiamola così, vi farà bene. Senti, so che stai facendo un giro di presentazioni, dove sarai domani o dopodomani o nei prossimi giorni? Allora, il 29 di marzo sarò a Porto Venere, con precisione sarò alle Grazie, e invece il 3 di aprile sarò a Milano, e il 12 di aprile sarò a Reggio Emilia, poco fuori, e a maggio, il 10 di maggio, sarò a Firenze. E poi ho una serie di altri appuntamenti con date non ancora fissate, però insomma il calendario si sta prospettando veramente interessante e molto ricco. Senti, per concludere, visto che tu hai anche questo bel sito che curi, degustaviaggi.it, ma che ricetta vogliamo associare a questa storia? Guarda, all'interno del romanzo a un certo punto faccio preparare un dolce ad ancilla, no? Un dolce semplicissimo, proprio per rimanere sul filone della semplicità, che è questa ciambella aromatizzata all'anice. Quindi penso che la semplicità di questo dolce, che è un po' il dolce che accompagna tutti, no? Che tutti conoscono, e anche in questo caso un sapore un pochino particolare, un sapore che si fa notare, che si fa distinguere tra gli altri, è quel tocco che spero possa far ricordare a tutti Ancilla. E direi, e anche quella bella torta all'anice soprattutto, che soffonde ricordi di infanzia più che piacevoli. Allora, l'estate della pioggia, Maddalena Baldini per Armando Curcio, per Armando Editore, in libreria, e insomma, complimenti e al Grazie. piacere di ritrovarci presto. Grazie mille, grazie a tutti, grazie. Grazie a te, cara. Grazie. E allora, noi adesso riprendiamo la nostra linea, si sono fatte le 19:39 minuti e 31 secondi e passiamo dalla letteratura all'impegno civile. 1992-93, Sveva, se poi mostra pure l'altro manifesto che abbiamo appunto da presentare. Ancora grazie comunque a Maddalena per questo bellissimo libro, vi ripeto, L'estate della pioggia, Armando Editore. 1992-93, la mafia colpisce le grandi città, ecco, lo vedete adesso sullo schermo, grazie Sveva. Milano, l'impegno dell'Università Cattolica per non dimenticare. Perché dovete sapere che domani, dalle 9 in poi, le università di 4 città, precisamente quella di Palermo, quella di Firenze, l'Uni Roma 3, la Statale e l'Università Cattolica, si ritroveranno e diciamo così, come vi posso dire, si riuniranno attorno a questo film che si intitola, questo documentario Falcone e Borsellino, il fuoco della memoria, che è stato realizzato a cura dell'Università di Palermo. Allora, io adesso vi chiedo un attimo di pazienza. Ah no, perfetto, siamo a posto così, perché io voglio dare la parola al professor Matteo Caputo, che è professore di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e lui ci vuole presentare questa iniziativa di domani. Per cui, Sveva, se sei pronta, diamo voce al professor Caputo. Domani 21 marzo, in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, 5 atenei, l'Università di Palermo, l'Università di Firenze, l'Università di Roma 3, l'Università di Milano Statale e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, hanno deciso di realizzare un evento congiunto rivolto principalmente agli studenti. Al centro dell'evento ci sarà la proiezione del docufilm Falcone e Borsellino, Il fuoco della memoria,
per la regia di Ambrogio Crespi. Successivamente, attraverso un collegamento video che unirà tutti gli atenei, ascolteremo in diretta un messaggio di Fiammetta Borsellino. A seguire, ciascuna università stimolerà il dibattito con gli studenti attorno agli interventi di figure qualificate. In Università Cattolica, oltre a Maria Gabriella Ricotta, giornalista che ha contribuito all'ideazione e alla realizzazione del docufilm, sentiremo Giuseppe Di Lello, già parlamentare ed europarlamentare e soprattutto componente del pool antimafia guidato da Antonino Caponnetto e amico personale di Falcone e Borsellino. La sua testimonianza servirà da stimolo perché gli studenti rivolgano domande e svolgano riflessioni sugli accadimenti illustrati nel docufilm e sulle attuali strategie di contrasto al crimine organizzato. Le ragioni dell'evento sono principalmente due. La prima, le università che partecipano a questa iniziativa operano in città che negli anni 1992 e 1993 furono teatro di attentati di stampo terroristico, frutto di una precisa strategia della tensione ordita dalla criminalità mafiosa. In particolare a Milano si ricorda la strage di Via Palestro, compiuta da Cosa Nostra la sera del 27 luglio 1993 e che costò la vita a 5 persone. I vigili del fuoco Carlo Lacatena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, l'agente di polizia municipale Alessandro Ferrari e Moussafir Driss, immigrato marocchino che dormiva su una panchina. L'attentato viene per l'appunto inquadrato nella scia degli attentati che provocarono complessivamente la morte di 21 persone e gravi danni al patrimonio artistico e nazionale. La seconda ragione. Il docufilm e il dibattito con personaggi che hanno vissuto quegli anni terribili vuole rappresentare un'occasione per sensibilizzare le giovani generazioni di studenti, nati successivamente a quel periodo e che di quella stagione hanno forse perso l'eco. L'Università Cattolica, insieme alle altre università, diventa così lo spazio per attualizzare i valori della convivenza civile e dell'impegno a prevenire forme di sopraffazione, anche attraverso la memoria di chi, magistrato o comune cittadino, per affermare la legalità, ha sacrificato la propria esistenza. Ecco, io ringrazio il professor Matteo Caputo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e voglio anche ricordarvi che se volete partecipare all'evento che si terrà a partire dalle 9 in aula G004 Viora Largo Gemelli 1, potete registrarvi all'indirizzo www.asgp.unicat.it, è l'Alta Scuola Federico Stella sulla giustizia penale. Vi ricordo www.asgp.unicat.it per partecipare a questo evento. Io ringrazio il professor Caputo, ringrazio tutti voi del vostro tempo, appuntamento domani alle 17:30 con Chilometro Zoom, torneremo a fare danni con Lorenzo Viviani. Grazie per essere stati con noi e ci salutiamo con Shivari, Good Night Moon 1999. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato il Drive Time in mezzo ai fatti.